Siamo al Forte San Felice con il sottosegretario del Presidente del Consiglio Andrea Martella e col Presidente del Comitato dei Volontari del Forte Erminio Boscolo Bibi, una visita istituzionale oggi per sbloccare la situazione del recupero del Forte. Quali passi avanti ci sono rispetto alle ultime precedenti notizie? Beh, innanzitutto per me è stata un'occasione davvero molto significativa e bella. Voglio ringraziare il Comitato, voglio ringraziare l'amministrazione comunale, l'intero Consiglio per avermi dato questa opportunità di rendermi conto personalmente di questo prestigiosissimo forte e dei lavori che si stanno facendo per poterlo recuperare ad un uso pubblico. L'impegno che ho assunto anche a nome del Governo, insieme ai rappresentanti anche del Ministero delle Infrastrutture, è quello di far proseguire velocemente l'iter per continuare i lavori, per utilizzare le risorse che fino a qui sono state stanziate, per reperire le ulteriori risorse necessarie al completamento del restauro del forte e per garantirne un uso di carattere pubblico di un'area così bella dal punto di vista storico, paesaggistico e naturalistico, che può servire sicuramente come punto di attrazione per Chioggia e non solo per Chioggia. Quindi una bella visita dalla quale credo emergeranno fatti positivi per quest'area e per Chioggia nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Grazie sottosegretario. Grazie. Erminio, quali saranno i prossimi passi da compiere? Noi siamo molto contenti di questa visita, perché oltre al sottosegretario c'è qua il vice sindaco, ci sono i rappresentanti ai dirigenti del magistrato alle acque. Significa che c'è una volontà concorde delle amministrazioni di portare avanti questo processo di recupero del forte, che ricordo ha visto la partecipazione attiva di migliaia e migliaia di cittadini. Io l'ho detto anche prima al sottosegretario, noi volontari, noi cittadini siamo come formiche, lavoriamo, confidiamo che le pubbliche amministrazioni possano portare avanti gli impegni che si sono presi. Questa di oggi è stata una buona giornata, che ci dà speranza. Vice Sindaco Veronese, sappiamo che il 22 ci sarà un tavolo tecnico a proposito del Forte, quali cose dobbiamo aspettarci? Sì, il 22 dopo tanto tempo, problema Covid, non abbiamo potuto essere presenti di persona ai tavoli tecnici, ne abbiamo fatto qualcuno in videoconferenza, quindi ci ritroviamo il 22 insieme al Comitato, insieme a tutti quanti le amministrazioni pubbliche che stanno portando avanti il protocollo di intesa siglato nel 2018 e è principale portare avanti il recupero del Forte San Felice, quindi nuove progettazioni, riuscire a completare il risanamento del portale del Tirali e poi recuperare risorse per poter completare tutto il restauro del Forte San Felice. Quindi questo è l'impegno che tutti noi dobbiamo portare avanti. Grazie a tutti. Barbara, vuoi concludere? Sì, voglio solo ringraziare in realtà un po' i partecipanti, nel senso che ringrazio il sottosegretario Andrea perché in realtà mi aveva dato una disponibilità già a marzo e quindi poi per emergenza sanitaria è stato impossibile, ma presentissimo oggi. La visita è stata sicuramente non solo interessante ma anche proficua e quindi su questo lo ringrazio maggiormente. Bibi inutile, sappiamo, e lo ringrazio sempre, quindi però in particolare ringrazio anche il comandante Verdi, che adesso oggi non c'è, ma che ha seguito tutta, perché fa un passo esatto, cioè del passo, e il comandante, il nuovo arrivato, che sarà un piacere averlo fra di noi, il comandante Potalivio, e anche per le autorizzazioni insomma per la visita di oggi. Quindi speriamo e confidiamo su questa visita che diventi concreta e operativa. Grazie a tutti. Grazie. Scusa.